Alessandra Todde ha pensato a tutto o quasi. Competenza certificata e giusto mix tra tecnici e politici. Parità assoluta di genere con 6 donne, lei compresa nell'esecutivo, ed è record. Se si pensa che nell'aula consiliare, nonostante il doppio voto di preferenza alle urne, la componente in rosa è pari a 10 su 60. Qualche mugugno popolare perché c'è un solo cagliaritano, o meglio una sola rappresentante del capoluogo nell'esecutivo, la neo-assessora ai trasporti Barbara Manca. Un'area con oltre un terzo dei cittadini dell'isola è davvero poco rappresentata nell'esecutivo varato dalla prima donna di casa a Villa Devoto, al civico 69 di Viale Trento. E non è bello per una città capoluogo che l'ha portata alla vittoria lo scorso 25 febbraio regalandole 20.000 preferenze in più rispetto al suo sindaco Paolo Truzzu, quasi 7 volte di più dello scarto finale tra i due candidati di coalizione, pari a 3.061 voti. Si potrà eccepire sul fatto che se ne parli oggi e quando di grazia se la lista definitiva degli assessori è stata presentata ufficialmente solo martedì. Fino all'ultimo si era pensato che potesse essere in giunta il progressista Francesco Agus a rappresentare il capoluogo, ma non ha voluto accettare la delega all'industria dichiarandosi con coscienza non competente della materia che gli era stata proposta. Meglio lasciare il posto in giunta a Gianfranco Satta, che ha optato per l'agricoltura, lasciando al Delfino di Antonello Cabras e Emanuele Cani il comparto manifatturiero. Alla prova dei fatti è il sassarese ad essere soddisfatto con 3 assessorati e l'Anglona che può contare su 2 deleghe. Per la cronaca, e concludiamo, anche l'Oristanese si ritrova fuori dalla squadra di Alessandra Todde, ma queste sono solo disquisizioni geografiche.